Ci aspetta un'altra giornata di sciopero generale molto importante per venerdì 29 novembre, quindi dopodomani, e c'è anche uno scontro molto forte tra il ministro dei trasporti Salvini, Matteo Salvini, e i sindacati CGIL e UIL. Il ministro accusa i sindacati di diminuire la libertà di circolazione, i sindacati fanno il loro mestiere e ognuno fa anche il ministro fa il suo mestiere, ci mancherebbe altro, e anche loro diciamo, contestano fortemente questa limite, perché il ministro questa volta si è impuntato. Uso il termine impuntato, ma ovviamente siamo in una società in cui ci sono tanti diritti, quindi c'è un bilanciamento, ci sono appunto delle regole, e il ministro ritiene che comunque bisogna garantire un minimo di servizio. Poi si può essere d'accordo o non essere d'accordo. I sindacati dalla parte loro, siccome portano avanti da tempo delle richieste per quanto riguarda diciamo, le difficoltà che hanno soprattutto nel settore pubblico gli autoferrotranvieri, quindi autisti, tutta quella, diciamo, quella parte del pubblico, e invece premono per avere, diciamo, la possibilità di fare uno sciopero generale. E al momento, per fortuna, sembra che, per fortuna perché onestamente siamo anche noi utenti e pensiamo a tutti quelli che hanno da andare a lavorare, quelli che hanno tutte queste difficoltà, sembra che comunque per quanto riguarda Venezia saranno i trasporti ridotti, c'era solo 4 ore di sciopero in pratica. Poi ci sono tutta una serie di, diciamo di possibilità. C'è la situazione per quanto riguarda i parcheggi gestiti da UM, l'autorimessa comunale Sant'Andrea, il Parco Costa e Candiana. Lo sciopero lì sarà invece di 24 ore. Nonostante la protesta saranno garantiti l'accesso e l'uscita degli utenti abbonati, ai disabili e a chi ha prenotato. Anche il comparto scolastico e sanitario si fermeranno, ampliando l'adesione alla manifestazione generale. Appunto, qui c'è anche la replica dei sindacati. I leader CGIL, UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri hanno criticato duramente l'operato del governo, del garante, accusandolo di seguire i diktat di Salvini. È un attacco diretto al diritto di sciopero, hanno dichiarato, sottolineando che le richieste di limitazione stanno erodendo una delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. Questo ovviamente è il punto di vista dei sindacati, che ripeto fanno il loro mestiere. Dall'altra c'è anche chi ha un minimo di diritto di poter andare a lavorare e quindi avere sì dei disagi, perché comunque ci saranno disagi, ma non si può, ci permettiamo di dirlo col cappello in mano, con tutto il rispetto dei lavoratori e dei sindacati, non si può bloccare il mondo, a prescindere dal fatto che non hanno certamente tutti i torti a avere queste richieste. Ricordiamo che gli autisti, in particolare gli autisti, hanno dei stipendi che non è che siano eccezionali e hanno continuamente una situazione di criticità, soprattutto anche i controllori dei treni. C'è tutta una serie di difficoltà che veramente da qualche tempo creano veramente dei problemi anche a trovare gli autisti disponibili a fare questo lavoro. Quindi le cose non sono mai semplici e staremo a vedere venerdì come andrà a finire. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.